Dopo 4 giorni di instancabili ricerche da parte dei vigili del fuoco è stato recuperato intorno alle 20:30 di ieri il corpo di Andrei Boichenko, il giovane ventenne scomparso venerdì pomeriggio nel lago Morto a Vittorio Veneto. Individuato a 40 metri di profondità dagli operatori del ROV, una sorta di sottomarino a comando da remoto. Era infatti attesa per il pomeriggio la messa in azione del robot dotato di sonar per scandagliare il fondale, strumento utile dato la scarsa visibilità delle acque del lago in cui il giovane di Mestre è scivolato senza più riemergere. Una volta individuato il corpo, i sommozzatori di Venezia hanno provveduto a immergersi e recuperare la salma, che è stata caricata poi su un gommone e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto presenti medico legale e carabinieri.